Presidenti, la ripresa del campionato appare molto difficile, ma qualora l'emergenza non dovesse scemare nelle prossime settimane, quali potrebbero essere le conseguenze sul prossimo campionato? Sì, la ripresa più che difficile mi sembra quasi impossibile la ripresa di questo campionato, viste la situazione attuale, anche se c'è un lieve miglioramento, come ci dicono gli ultimi giorni, però per fare delle partite, fare degli allenamenti in sicurezza penso ci voglia ancora abbastanza tempo. Gli scenari per il prossimo campionato è un po' difficile da prevedere adesso. Adesso sarebbe bene sapere appunto di poter concludere questo campionato così com'è, in modo da programmare la prossima stagione e gli scenari futuri vedremo anche come evolve la situazione di questo virus e le imposizioni che ci saranno per mettere in sicurezza lo staff tecnico e i giocatori. Quindi fare previsioni per il prossimo campionato diventa un po' difficile da questo punto di vista. Sicuramente la ripresa sarà lenta, temo, e ricca di incertezze, e quindi ovviamente la cosa che sinceramente mi preoccupa di più è l'aspetto proprio quello che riguarda la salute, perché il calcio implica il fatto che le persone devono per forza di cose stare vicine o addirittura avere anche un contatto fisico e ovviamente chissà come riusciremo a gestire questo aspetto che vale per il calcio ma in generale per tutti gli sport, e quindi bisognerà attendere comunque le regole che immagino il Ministero della Salute o comunque anche il Ministero dello Sport darà, specie per chi fa sport di gruppo, quindi prevedo sarà proprio anche complicata la gestione di queste dinamiche. Però ovviamente se è per la salute penso venga prima di tutto e quindi la cosa più importante. La domanda forse più difficile di tutti: come sarà il calcio dopo questa emergenza coronavirus che sappiamo causerà probabilmente tante difficoltà dal punto di vista economico? Sponsorizzazioni e quant'altro sono un tema che affronterete come? Il calcio dopo il coronavirus io spero che sia quella cosa che tornerà a dare entusiasmo, tornerà a dare gioia ai dirigenti, agli appassionati, ai tifosi, ma agli atleti, soprattutto agli atleti. Penso a tutti i ragazzini del nostro settore giovanile che non possono andare a allenarsi, non possono trovarsi con i loro compagni, e penso che sia un momento difficile per loro, dove stare chiusi in casa. E quindi anche attraverso questa intervista voglio dire loro di stare tranquilli, di avere un po' di pazienza, che non è facile per dei bambini o dei ragazzi giovani stare chiusi in casa, però quando sarà possibile ritrovarci ci divertiremo ancora di più. Quindi il calcio deve dare questo esempio, lo sport in generale, soprattutto quello dilettantistico, ha un valore sociale enorme. Quindi dopo questa disavventura, grave disgrazia che stiamo vivendo, dobbiamo ripartire da questi valori dello sport che saranno fondamentali. Chiaro che dopo ci saranno dei problemi sicuramente anche economici per gestire lo sport dilettantistico, che vive sì di tante persone che hanno passione, di tanti volontari, ma vive anche delle sponsorizzazioni di tante di aziende ammirevoli che danno parte dei loro guadagni per far vivere lo sport locale. E quindi ci sarà sicuramente un ridimensionamento economico, ma questo non vuol dire che dovremo trovare altre risorse e dovremo trovare in noi stessi ancora più voglia, ancora più entusiasmo per riportare lo sport dilettantistico in generale, il calcio in particolare, che è lo sport che a me piace più di tutti, e portare a dare tante soddisfazioni alla nostra città, al nostro pubblico, a noi dirigenti e ai ragazzi della prima squadra fino ai più piccoli. Quindi io sono fiducioso che si ripartirà, il calcio sicuramente non morirà mai. Credo che il calcio dopo il coronavirus sarà qualcosa di diverso rispetto a prima per quanto riguarda probabilmente l'organizzazione, quindi
credo che per un po' di anni, credo e anche spero sinceramente, i costi si calmeranno non in maniera importante. Poi dopo ovviamente sta a capire appunto a livello organizzativo quanto si riuscirà a superare in fretta i traumi anche economici che comunque questa dinamica del coronavirus implica, primo tra tutto, quindi chiaramente vedere le aziende del territorio quanto riusciranno a sostenere lo sport locale, perché comunque non è solamente il calcio, ma ovviamente c'è un po' tutto lo sport che subirà un grosso contraccolpo. Speriamo che anche a livello diciamo federale, a livello di federazione, ci siano degli aiuti o quantomeno ci siano delle agevolazioni, perché ricordiamo che comunque anche nel nostro caso la prima squadra nostra ha una tassa di iscrizione che sfiora i 20.000 euro, è un costo che è enorme, per cui speriamo che la federazione anche in questo senso abbia una certa sensibilità. E poi dopo penso che quello che sarà il calcio da qui in avanti lo scopriremo solo vivendolo, insomma. Sicuramente ci saranno anche dei contraccolpi a livello dei professionisti, in mente Serie A, la Serie A, la Champions League stessa, avranno delle modifiche rispetto a quelle che sono le abitudini che tutti noi siamo abituati a vivere, insomma. Quindi lo si scoprirà credo vivendo. L'unica cosa è che bisogna mantenere lo stesso una positività, perché altrimenti se ci facciamo sopraffare sempre dall'angoscia, dagli aspetti negativi di questa situazione, non ne veniamo fuori, insomma. Per cui prima o poi ci si riprenderà, probabilmente con qualche differenza, ma ce la facciamo, insomma.